Ciao, ben ritrovati o benvenuti in Marmitte Trek. Oggi vi facciamo vedere la recensione, il montaggio della Coleman Darwin 3. Come vediamo, la sacca misura 50 x 19 x 4,3 kg, abbastanza massiccia. Da escursione, ovviamente, bisogna essere almeno in 3 per portarla. Al suo interno la sacca contiene la paleria, i picchetti, una sacca di picchetti e i due involucri che poi creeranno la camera e appunto il tetto. Mettendo già i picchetti nei 4 angoli prima di tirare sulla cupola, andiamo già a delineare, diciamo, lo spazio di ingombro che ha la tenda, e servirà perché è molto più stabile il tutto una volta che andiamo poi a tirare su la cupola. La prima paleria che andiamo a trovare è la paleria costituita da un segmento rosso. Come si può vedere nelle immagini, questo formerà la parte dell'abside frontale, quindi la precamera per arrivare alla camera notte. Le altre due arcate sono uguali, di colore nero, quindi non ci possiamo sbagliare, sono anche più lunghe e sono appunto lineari per fare la curva della cupola della camera. Si vanno a inserire negli angoli dove ci sono i supporti dei perni, appunto dove si infila l'arcata, e sono delle arcate in fibra di vetro, quindi non in alluminio come nella Force 2 della Ferrino, ma qui usiamo appunto la fibra in vetro. È sempre molto flessibile, però ovviamente molto più delicata. Andiamo a metterle e poi andiamo a fare la estensione della camera, mettendo appunto con i suoi ganci rapidi un movimento molto veloce per, come si può vedere nelle immagini, per aprire e formare la struttura. Una volta tirata su, tutta la cupola è fissata correttamente con i suoi ganci rapidi e legata nella parte centrale per unire le due arcate. Andiamo a mettere la copertura impermeabile del tetto. Non ci si sbaglia, perché avendo un abside anteriore con un'unica porta si trova facilmente il verso di montaggio. Andando a mettere la parte dell'abside, quindi l'arcata dell'abside, quella col segmento rosso che vi avevo fatto vedere in anteprima di apertura appunto della base, notate che il peso va tutto sull'anteriore. Io sto andando a fissare tirando questo telo. Questo è una cosa sbagliata da fare, come si può notare nelle immagini. Ovviamente ve l'ho fatta vedere per farvi capire che prima bisogna fissare la parte dietro, in modo poi da andare a infilare la paleria in fibra di vetro col segmento rosso davanti, in modo che così il peso, una volta che è dietro, è fissato, non avete problemi, tirate la tenda così la fissate correttamente. Una volta fissato con tutti i picchetti la tenda, la andiamo a tirare per far sì che sia tutta bella ferma. Andiamo a osservare che ci sono anche dei punti di corda, quindi abbiamo 2 anteriori, 2 nei lati, che appunto andiamo a fare fermarla per eventualmente forte vento, e stessa cosa appunto nell'altro versante, abbiamo sempre i 2 laterali e appunto la parte frontale dell'abside. Questo è il punto che vi facevo vedere, le 2 arcate principali e questa col segmento rosso che è l'anteriore dell'abside, che viene anche distinta appunto nel suo raccordo dove va infilata,
che è un raccordo in rete, che non è il massimo perché quando piove si bagna abbastanza, quindi crea umidità, però è comodo da infilarla perché comunque si vede mentre andiamo con l'arcata, si vede. Prese d'aria ne abbiamo bensì due nel tetto, molto grandi esternamente, e anche qui, come si può vedere, abbiamo appunto l'apertura che si può distanziare con questo segmento. Andiamo a vedere la parte interna della tenda. Parte interna che ha la prima porta esterna, entrando c'è l'altra porta dove notiamo che non si può accendere fuoco all'interno come poi in tutte le tende, ma qui è proprio evidenziata. Un elemento importante che si può vedere è che la porta è completamente chiusa, c'è solo un piccolo pezzo di aspirazione. Questo è un dato che con un pochino di umidità esterna fa fatica a uscire, quindi anche sia d'estate che magari si fa fatica a respirare, e quindi uno se la tiene aperta avendo tutta la zanzariera sarebbe una particolarità molto comoda. La stanza da 3, abbiamo 3 tasche che eventualmente possono servire per piccoli oggetti, cellulare, portafoglio, chiavi, quello che è, e andiamo a vedere anche qui internamente ci sono le corrispettive ariazioni interne della camera. Nella parte esterna ci sono 2 piccole appunto dove respira la tenda nell'abside in entrambi i lati, e 2 piccole finestre che sono due optional, diciamo, che si potevano risparmiare, però ci sono e quindi ve le faccio vedere. Questa è la tenda, una bellissima tenda, è una tenda estiva Coleman Darwin 3, c'è anche il protocollo dei raggi UV del 50% di protezione in più. È una tenda che vi posso dire che il tetto è 3000 mm d'acqua, molto buono, l'ho provato con forte pioggia ed è molto molto notevole, e questa è la Darwin 3. Grazie di essere rimasti fino in fondo al video. Se vi è piaciuto, pollicione, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo canale. Ciao da Marmite Trek.